Siamo qui stasera per presentare questo convegno per l'aiuto a quelle che sono le aziende nel settore terziario. Ovvio che Banca Prealpi San Biagio si trova ad avere una fotografia, grazie ai dati che hanno raccolto Confcommercio e il professor Ascani, che risultano molto positivi per quello che è il sistema di relazione tra banca ed impresa. Abbiamo visto che la fiducia è aumentata, è migliorata rispetto all'anno scorso, e qui ci comporta possiamo anche notare che effettivamente il settore di dialogo che c'è tra il mondo terziario e il mondo delle banche è molto buono. Ecco che questa cosa ci porterà poi a valutare ancora meglio, perché c'è una diminuzione della crescita, ovviamente dell'impiego, nonostante una fiducia che è misurata positivamente. Dobbiamo solo valutare, visti i nostri ottimi risultati di bilancio che abbiamo avuto, come poter contribuire ulteriormente per far sì che Banca Prealpi San Biagio sia sempre più vicina a questo settore in crescita e settore che è predominante nella Marca Trevigiana, turismo e terziario in generale. I risultati dell'indagine testimoniano che la presenza di Banca Prealpi San Biagio sul territorio è ampiamente ricambiata. Oltre alla storicità dell'istituto, che il prossimo anno festeggerà i 130 anni dalla nascita, lo sono le imprese, le aziende, tutti i nostri clienti che tramite la loro testimonianza, il cosiddetto passaparola, fanno conoscere e apprezzare il nostro istituto. Confermiamo noi il nostro impegno verso le PMI, che le commerciali, le imprese commerciali, i servizi, i professionisti vari, gli artigiani sono il nostro core business della nostra attività, sono la nostra spina dorsale. Per dar corso a questo dobbiamo gestire sulla fiducia che abbiamo instaurato con i nostri clienti, fiducia che è difficile da mantenere, ma che la riteniamo il nostro fattore principale. Noi, per essere banca locale, oltre ad aver questo, dobbiamo avere un duplice scopo, anche quello di creare prodotti nuovi, innovazione di prodotti nuovi, via dicendo, come tutto il resto del sistema, oltre a tutta la parte amministrativa e burocratica. I nostri clienti ci chiedono maggiormente di essere professionalmente preparati, e in tal senso il nostro istituto continua ad investire nella formazione e via dicendo. È in continua crescita la collaborazione con i confidi, in particolare con Fidimpresa. Nell'ultimo periodo abbiamo condiviso diverse operazioni di finanza agevolata. Visto l'obiettivo che abbiamo entrambi, cioè quello di far crescere le aziende del territorio, la nostra collaborazione deve continuare in maniera proficua come lo è stato finora. Il ruolo di Confcommercio in questo caso è di facilitatore nel percorso di accesso al credito dei nostri imprenditori associati, e quindi la funzione nostra è quella di far conoscere quali sono gli strumenti del mercato finanziario, conoscere le novità, l'interpretazione dei bandi, che sono uno strumento importantissimo in questo periodo, e con un ruolo appunto di Confcommercio di facilitare l'accesso al credito, l'avvio e la trasformazione di un'idea imprenditoriale in un'impresa vera e propria, in tutto un iter burocratico nel quale appunto possiamo risultare dei facilitatori, con l'obiettivo di rinsaldare il rapporto con banca, che è un binomio un po' strano, non sempre facile, non sempre felice, ma qui spezzo una lancia a favore degli imprenditori, perché abbiamo vissuto degli stravolgimenti soprattutto nell'ultimo decennio, e non ultimo la pandemia, che ha colpito il settore del terziario per eccellenza. E quindi ci sono imprese che si sono ritrovate in pochi anni ad aver raddoppiato o triplicato il proprio debito. Ecco, oggi siamo qui per la presentazione di Fidimpresa, che è il braccio operativo per l'accesso al credito delle nostre imprese associate, e per condividere questa necessità che sentiamo tutti, di un rapporto nuovo che abbia al centro che cosa? I valori delle persone che portiamo attraverso la nostra persona nelle nostre imprese, che, lo ricordo, sono nel terziario molto spesso piccole o micro imprese, e pertanto il capitale umano è la differenza. Attraverso il capitale umano noi facciamo degli investimenti e una ricaduta positiva nel tessuto economico e sociale del nostro territorio.